Che c'è anche Andrea, dai che lo facciamo Andrea, ciao a tutti, sono qui al Decomel Art, Bologna, Piazza San Giuseppe, Uber e Andrea Cenna. Ciao Uber. Ciao. Ciao Andrea. Buongiorno. Questo è il nostro amico, salutiamo. Salutiamo le nostre camere. Ciao. E lei sarebbe? Io sono Antonio Stravagante. L'uomo della public relation. È vero che ci vuole fare un'intervista, vuole sapere la storia del Decomel, vuole sapere tutto. Mi piacerebbe sapere un po' di più delle vostre iniziative, di quello che state facendo, di quello che vorrete fare, però pensate che gli altri vogliono fare per voi. No, a noi ci interessa raccontare la nostra storia perché siamo persone che hanno una storia, si dice un percorso dall'autostop, non so, da tappetino per terra, tappetari, ti ricordi, no? I vecchi hippie, Piazza di Spagna, Piazza Navona, non so, Montmartre. Così davanti a una telecamera. Vabbè, una parentesi. Facciamo incoraggiamenti. Ma lui già lo può fare. Le iniziative future sono queste, le più immediate. Qui intanto abbiamo già un manifesto, possiamo vedere il manifesto per l'iniziativa del 23 maggio, un incontro direi che imperdibile perché ci saranno senz'altro cose mai viste. Quello sì. 21 Che cosa si fa? Si produce la vita, si produce La creatività, materializziamo la creatività. Noi abbiamo bisogno della È una strada, trasformazione di materia. abbiamo bisogno della strada, della gente, lo spirito della gente, no? E dopo noi dobbiamo essere sempre noi, attivi, creativi e propositivi, cioè, perché noi abbiamo creato tutte le mode che esistono sul terra, cioè tutte le cose industriali prima sono state fatte artigianalmente, in secoli, il concetto. Noi speculiamo la filosofia delle albori, delle origini, della produzione manuale, che l'individuo fin dall'epoca della pietra cominciò a inventarsi uno scappello, insomma scavò la roccia, fece, girò tanto che adesso noi siamo ancora qua, capito? Una sorta di primitivismo moderno, come si potrebbe interpretare sotto una certa ottica, però con delle previsioni anche per il primo presente, insomma, o per il primo futuro presente, con iniziative anche etiche. Lui per esempio rappresentante dei Posteca, questo è tutto un argomento Onori che lui ai potrebbe viaggiatori. introdurre come tematica che va inserita nel contesto di questa discussione che stiamo tavola rotonda. Puoi dire qual è? Esatto, Sempre è quello che porta al per mercato le novità che ci sono e le tendenze che ci sono in giro per il mondo, andando in giro tra i vari mercatini artigianali Quindi e ascolta non culture da altri certo. paesi e Poi le trasforma e le trasmette ai colori, paesi. materie, minerali, tutto quanto, natura. In pratica c'è stato retaggi e riciclaggi. In pratica c'è stato uno spermatozoo che è venuto giù sulla terra e ha detto adesso andate a cercare nel mondo tutte le cose primitive, se lui è andato a cercare gli indiani d'America, le culture etniche, che è andato in India, che è andato in Africa, che è andato... Cioè abbiamo tutti scavato per arrivare adesso a delle conclusioni più precise, cioè che sono il fatto pratico del valore che adesso che abbiamo la cultura
questa cultura deve riconoscere il valore della nostra arte, della nostra capacità, della nostra, come dire, presenza attiva permanente dall'inizio della storia fino ai giorni nostri. No? Sembra quasi di capire un paradosso, in una città dove si viene sbanderata questa cultura a tutto il mondo, una realtà culturale, produttiva, non viene compresa. La cosa è più che mai incredibile, anche perché c'è materiale editoriale da anni. Era di più che per poter continuare a esistere abbiamo dovuto lottare, abbiamo dovuto fare delle grandi manifestazioni, abbiamo dovuto coinvolgere tutti i cittadini di Bologna hanno firmato perché Zanella forced herself upon this world, created by the ultimate, all-knowing, and glorious creator, the one that powers our universe. As Zanella embraced the blue sphere and gazed in amazement to the stars that gathered within her, she felt the compassion of the universe within her. Why are you gathered here? Zanella asked. The stars answered that they were there to witness her acts of call. Zanella will lead the righteous souls that remain to do good in this world. She promised them, souls that will not be destroyed by my wrath will see themselves dance in a sea of music and an ocean of comfort. We know this place to be Valhalla, the place where we all belong.
la creatività, materializziamo la creatività. Noi abbiamo bisogno della È una strada, trasformazione di materia. abbiamo bisogno della strada, della gente, lo spirito della gente, no? Giusto? E dopo noi dobbiamo essere sempre noi, attivi, creativi e propositivi, cioè, perché noi abbiamo creato tutte le mode che esistono sul terra, capito? Cioè tutte le cose industriali prima sono state fatte artigianalmente, mi segue il concetto? Noi speculiamo la filosofia delle albori, delle origini della produzione manuale, che l'individuo fin dall'epoca della pietra cominciò a inventarsi uno scappello, insomma scavò la roccia, fece, girò tanto che adesso noi siamo ancora qua, capito? Lentamente vai indietro, poi sparisci. No, ma c'ha lo zoom. Tranquillo. Ciao Willy. Ciccio, c'hai una certezza? Le iniziative future sono queste, le più immediate. Qui intanto abbiamo già un manifesto, possiamo vedere il manifesto per l'iniziativa del 23 maggio, un incontro direi che imperdibile perché ci saranno senz'altro cose mai viste.